protagonisti a Tipa Veneto TV. Oggi siamo a Cittadella per le finali terzo-quarto posto del trofeo delle province Under 14 maschile. Qui a Cittadella adesso stanno scendendo in campo le formazioni di Verona guidati da Claudio Ambrosi e la formazione di Treviso Belluno guidata da Alessandro Del Faggio per appunto il bronzo. Successivamente a questa partita vedremo la finale per il titolo 2017 del trofeo delle province Under 14 maschile tra Padova e Venezia. A più tardi allora con le voci dei protagonisti. Siamo con Claudio Ambrosi, allenatore della rappresentativa di Verona. Claudio, Verona torna a medaglia, cosa mi racconti di questa finale? Beh, molto emozionante, è una signora squadra, l'ho trovato quest'anno, per me è il primo anno che sono qui a Verona con la rappresentativa e sono molto contento dei ragazzi perché hanno veramente trovato sia il sistema di gioco ma soprattutto hanno trovato il piacere di giocare assieme. Devo dire che oggi e anche ieri mi hanno veramente stupito, ci hanno veramente stupito a me e il mio staff e quindi veramente bravi ragazzi. Complimenti ragazzi. Siamo qui al palazzetto di Cittadella dove tra pochi minuti scenderanno in campo le due finaliste di questo trofeo delle province Under 14 maschile. Padova si incontra con la sorpresa di questo torneo, cioè la formazione di Venezia. Questa mattina, come vi avevo anticipato prima, si è svolta la finale terzo-quarto posto tra Verona e Treviso, che ha visto vincitrice la formazione giallo-blu guidata da Claudio Ambrosi. Quindi godiamoci questa partita e più tardi con le voci dei protagonisti. Sono pronte le due rappresentative, maglia blu per la rappresentativa di Padova, mentre nel fondo il tocco abbiamo quella veneziana, ora siamo i saluti iniziali. Questo primo set per la rappresentativa di Padova. Questa finale del trofeo
aperture è importante la posizione prima che la compagno attacchi. Lì le mani la buttiamo su. Vede il pallonetto, però molto alto, giralo meglio verso di qua, perché di qua c'è il palleggiatorino veloce, Ora servizio Rampaggi. Buona, via. Vai, questa palla. Allora siamo con Marco Visnovic, allenatore della rappresentativa padovana. Marco, che soddisfazione, una bella partita, raccontaci qualcosa. Una partita incredibile, ma è stato tutto un percorso incredibile, perché prima non ci aspettavamo di arrivare né in finale ma neanche di fare qualcosa di meglio, quindi una doppia soddisfazione. Poi una finale lottata punto a punto fino alla fine, abbiamo recuperato e abbiamo vinto. Bene, allora ragazzi, complimenti. Grazie. Allora siamo con Nadale Corbinian, allenatore della rappresentativa di Venezia. Nadale, una sorpresa per voi essere qui in finale? Diciamo di sì, non sapevamo bene il livello delle altre squadre, siamo scesi in campo con 3-2004 e i ragazzi però sono stati molto bravi nella pool, abbiamo vinto contro Padova che sapevamo che era una delle favorite e siamo molto fieri del percorso che abbiamo fatto. Grazie. Allora siamo con i tre capitani delle tre rappresentative, rispettivamente Verona che è la terza classificata, Padova prima classificata e Venezia che invece è al secondo piazzamento. Ragazzi, una domanda molto semplice e molto veloce. Secondo voi qual è la partita più bella che avete giocato in questi 2 giorni? Beh, per me la partita che abbiamo giocato meglio è quella contro Treviso, che abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto una rimonta molto importante. E secondo te? Secondo me è quella contro Venezia, perché sono una grande squadra e soprattutto perché non ci aspettavamo di arrivare fino in fondo per vincere. E secondo te invece qual è stata la partita migliore? Sempre contro Padova, che sono una squadra, e noi forse ci è mancato un po' di sicurezza, ma alla fine si sono meritati loro la vittoria. Complimenti allora a tutti e tre, grazie.
Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza.